Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia di Andrea Marzoli, adesso Trieste, che commenterà con noi lo spazio dedicato a Mare Nord-Est, e ci colleghiamo subito con il nostro Bernardo Gulotta dal Rive, insomma, davanti a Piazza Unità. Buongiorno Bernardo, a te la linea. Grazie Laura, buongiorno all'ospite Marzoli e tutti i telespettatori. Hai detto bene, siamo sulle rive, fronte Piazza Unità, lato mare, nello specchio acqueo proprio che si affaccia davanti alla piazza, perché tra poco, tra una quindicina di minuti, arriveranno gli idrovolanti, che è una delle attività di punta di questa 15ª edizione di Mare Nord-Est 2026. Con il loro arrivo e poi il loro anche ammaraggio qui proprio davanti alla piazza ci sarà modo di poter vedere non soltanto l'atterraggio, l'ammaraggio, giustamente bisogna dire i termini corretti, di questi idrovolanti, ma poi anche tutto ciò che riguarda anche gli strumenti che all'interno di questi veicoli sono inseriti e contenuti, che servono poi anche per il monitoraggio dell'ambiente marino dall'alto, ovviamente. Io chiedo di avvicinarsi a Orazio Frigino, che all'interno dello staff di questa grande edizione di Mare Nord-Est, per conto ovviamente della Marina Militare, è colui che coordina un po' il tutto quest'oggi per quanto riguarda l'arrivo dei veicoli. Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti. Intanto non Marina Militare, noi siamo Aviazione Marittima Italiana, sì, comunque siamo anche supportati con gli apporti sia della Marina Militare ma anche dell'Aeronautica Militare, Stato Maggiore, quinto reparto. Noi siamo qui a Trieste, è la quarta tappa. La seconda edizione del Giro d'Italia è partita il 22 di maggio, siamo partiti da Sesto Calende nel Parco del Ticino, e da Sesto Calende siamo stati a Como, da Como siamo stati a Desenzano del Garda ed eccoci qua. Il circuito Giro d'Italia in idrovolante continuerà poi a settembre con le altre tappe che faremo: Passignano sul Tasimeno, Orbetello, Bracciano, Cagnano Varano, Bari, Brindisi, Taranto, chiuderemo a Gallipoli il 12 e il 13 settembre. Questo circuito del Giro d'Italia lo stiamo dedicando alle città sedi di idroscali storici d'Italia, così come lo è stato l'idroscalo di Sant'Anna a Sesto Calende, così come l'idroscalo storico dell'Aeroclub di Como, così come è stato l'idroscalo storico di Desenzano del Garda. Desenzano del Garda, fra l'altro, ha l'idroscalo storico dove vanta ancora nel mondo il primato di velocità, il record di velocità fatto da Francesco Agello con l'MC72, con un macchia MC72, e siamo qui al Molo d'Ace, che anche qui insomma c'è stato momenti gloriosi, e addirittura quest'anno si rievoca il centenario della prima compagnia di idrovolanti, la Sisa, che collegava Trieste passando da Venezia a Pavia, Torino. Quindi eccoci qua adesso noi a fare proselitismo su quello che è il volo dei idrovolanti, così come è stato già anticipato. Sì, non è solamente volo da diporto sportivo, VDS, ma anche un volo che serve anche al monitoraggio dell'ambiente, alla salvaguardia delle coste, dei parchi marini protetti e delle aree protette come parchi costieri e quant'altro. E questo mezzo, fra l'altro, ha un impatto zero. Parliamo di sostenibilità. La sostenibilità la vediamo su questi mezzi in arrivo, perché non abbiamo eliche in immersione, non raffreddiamo i nostri motori con acqua marina o acqua fluviale, lacunare, e non abbiamo perdite di olio o quant'altro, gli idrovolanti devono stare a terra in manutenzione, e fra l'altro una zero linea batimetrica e una prova rumore che è stata certificata con circa 50-60 decibel, quindi al di sotto delle soglie di quello che può essere un rumore fastidioso per quello che può essere la popolazione in ascolto. Quindi si coniuga l'evento del Giro in idrovolante, il Giro d'Italia in idrovolante, con anche poi i temi della sostenibilità, insomma lo ha detto lei Frigino, quindi si riesce a essere compatibili con tutto. Esatto, questo è quello che naturalmente la collaborazione sia con WWF ma anche con Legambiente, che già da tempo abbiamo stilato dei rapporti di collaborazione, quindi come sorveglianza aerea territoriale i nostri mezzi sono stati già impiegati per questo servizio, in collaborazione anche con la Guardia Costiera, visto che comunque
al di là di differenza con ENAC, che comunque è sempre sotto ovviamente la legge della navigazione aeronautica, ma anche la Capitaneria di Porto, perché noi una volta ammarrati siamo delle barche un po' goffe con le ali, ma siamo delle barche a tutti gli effetti, quindi sotto il codice della navigazione marittima. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille. Chiedo di avvicinarsi a Roberto Bolelli, uno dei cofondatori di Mare Nord-Est, giornate impegnativissime. Già ieri ne abbiamo avuto prova anche con i tanti studenti che sono venuti dalla prima giornata dedicata proprio alle fotografie, alle scuole, alle divulgazioni in compagnia dei più giovani del Nautico, ma anche dell'Istituto di Torino. Oggi la seconda giornata, anche se poi l'inaugurazione vera e propria ci sarà oggi tra poco alle 10 al Palazzo della Regione, però gli idrovolanti sono uno spettacolo che insomma fanno parentesi a sé. Beh certo, assolutamente. Intanto c'è da sottolineare il fatto che mentre noi siamo qui i ragazzi sono già al lavoro per il lavoro dei laboratori che erano già stati programmati. Ovviamente il clou della giornata sarà l'arrivo degli idrovolanti, è un evento particolare, senza ombra di dubbio, estremamente impegnativo nell'organizzazione perché chiaramente non è mai stato fatto, però il fatto di poter dare alla nostra città una piacevole cartolina di quello che tra l'altro era già stato fatto nel 1926, per intenderci, con la questione appunto del primo volo commerciale che congiungeva appunto Trieste con Torino con gli idrovolanti, è evidentemente un motivo per ricordare che Trieste è sempre stata artefice di grandissime iniziative. Noi le abbiamo riprese, abbiamo pensato quindi di commemorare nella migliore delle maniere, in maniera fattiva appunto questo evento e quindi poter regalare alla nostra città in questa magnifica cornice un arrivo appunto di questi mezzi incredibili, di cui poi tra l'altro durante la manifestazione faremo una serie diciamo così di speech che spiegheranno come sono fatti, l'evoluzione che c'è stata dietro. È sicuramente un motivo di grande orgoglio e di felicità e soprattutto anche di essere artefici di qualche cosa di innovativo, che è un po' la caratteristica che Mare Nord-Est in questi anni ha saputo esprimere, a cominciare dalla questione delle plastiche a suo tempo, ma continuando anche con la questione per esempio dei tuffi da grandi altezze, spostando l'Ursus, il battiscafo Trieste e per adesso e per ultimo adesso questo discorso degli idrovolanti. Dal battiscafo agli idrovolanti il passo è breve, no? Dal Manzanare al Reno adesso vedremo per i prossimi anni, perché di questo passo sicuramente non possiamo andare avanti oltre. Si arriverà alle mongolfiere prima o poi, va bene. Bolelli, grazie, noi ci ritroveremo fra non molto. Intanto noi siamo qui, Laura, aspettando proprio l'arrivo degli idrovolanti. Manca poco, no Bolelli? Mancherà una decina di minuti. Sì, io spero direttamente che siano in orario, direttamente, anche perché le condizioni meteo marine la fanno da padrona, certo, fondamentalmente. Bene, okay? Grazie. Vi restituisco la linea, noi ci risentiremo tra poco appena vedremo i primi mezzi arrivare. Perfetto, intanto abbiamo visto queste belle immagini che ci arrivavano appunto direttamente dalla zona delle rive davanti a Piazza Unità. Fra pochissimo ci saranno gli idrovolanti che arriveranno. Cosa le sembra insomma di questa bella manifestazione? Ma diciamo che più che l'aspetto della performance dei mezzi, insomma, trovo forse l'aspetto interessante potrebbe essere quello dell'analisi dei dati appunto dell'acqua piuttosto che dell'aria, quindi diciamo l'aspetto di analisi su quello che è lo stato di salute ambientale, diciamo un po' di tutta questa, chiamiamola così, performance, diciamo, no? Diciamo che l'aspetto ambientale è quello che ha destato più... serve per attrarre le persone e per sensibilizzarle, no, su certi temi. Ma no, certo, tutto per questo. Se questo veicolo, diciamo, può portare a una maggiore sensibilizzazione su quei temi là, ben venga, diciamo. Temi ambientali che ad esempio rientrano anche nella questione dell'elettrificazione, no, delle banchine, per quanto riguarda ad esempio anche le crociere o comunque le navi in generale, no, tutto il porto. No? A che punto siamo da questo punto di vista? Sempre in tema di mare proprio. Sì Laura, questo è un tema a noi molto caro perché in questi anni anche con l'impegno delle nostre consigliere e consiglieri di circoscrizione che se ne sono occupati, abbiamo tenuto sott'occhio l'aspetto dell'inquinamento, diciamo inquinamento atmosferico che si generava nel momento in cui le navi bianche attraccano alla stazione marittima
e durante il periodo di ormeggio per far funzionare i sistemi di bordo tengono acceso il motore ausiliario, però di fatto per ore e ore e ore per giorni immettono insomma, sulle nostre teste della città, in prossimità della zona di Piazza Unità sul waterfront, le emissioni appunto dei motori. E su questo noi abbiamo fin da sempre tenuto un faro acceso, indicando che fosse la criticità in assoluto di questa vicenda qua. Non possiamo negare, siamo una città porto, quindi non possiamo sicuramente negare il fatto che arrivino le navi da crociera, ma questo aspetto qua era critico. Cosa è successo in questi anni? Che vuoi per spinta europea, nazionale, ma insomma anche grazie a tutte le analisi che in questi anni sono stati fatti, i governi del territorio nazionale sono stati spinti all'elettrificazione delle banchine. In sostanza la possibilità che la nave nel momento in cui ormeggia si allaccia ad una rete elettrica e così può spegnere i motori di bordo e quindi non immettere nell'aria la CO2. Ora, per quanto riguarda Trieste siamo a un buon punto, ecco, se vogliamo, perché sul fronte del Mollo Bersaglieri, Mollo Settimo stiamo andando molto veloci, lo so, ci lavoro. Quindi sotto controllo la situazione. È un passo avanti, diciamo, nella giusta direzione, il fatto che le navi possano allacciarsi alla rete elettrica. Devo sottolineare che c'è ancora tanta strada da fare, nel senso che uno deve essere ancora individuato il gestore, 2 devono essere identificate le modalità operative e 3 soprattutto, che non è da poco, manca l'obbligatorietà di legge, ovvero le unità navali non sono ancora obbligate ad allacciarsi, quindi si stanno facendo dei passi avanti, guardiamo a questo aspetto dell'elettrificazione, un aspetto diciamo positivo, però monitoriamo e quindi stiamo attenti, insomma, sì, teniamo monitorata l'evolversi di questa situazione sulla nostra città, che ripeto è una città porto, le navi ce le abbiamo, non possiamo sicuramente eliminare questa attività importantissima, però attenzione perché l'aria che respiriamo è più importante delle economie. Va monitorata proprio nell'ottica dell'ambiente, no? Della tutela dell'ambiente, assolutamente. Che è un po' il discorso. E della salute, proprio, della salute. E della salute pubblica, è vero, è ancora più importante, ma insomma tutto è legato. Ecco, perché le emissioni e le polveri erano in quantità molto superiori ai limiti di legge. Ai limiti di legge, ecco, quindi questo è molto preoccupante, quindi è bene che si sia cercato di correre ai ripari anche sfruttando le nuove tecnologie, le nuove possibilità, no, che ci offre la ricerca. Vediamo di dare sviluppo all'economia, ma stando attenti alla salute, no? Dico, quindi questa è la posizione di Adesso Trieste, lo dico chiaramente. Benissimo. Sia economia, ma la salute è importantissima. Allora, c'è una mail sull'acqua pubblica da Mauro, dice buongiorno, sono d'accordo da sempre sull'acqua pubblica, nel 2011 è stato fatto un referendum con la vittoria dei sì a favore dell'acqua pubblica, volevo ricordare al vostro ospite che purtroppo proprio la giunta Cosolini però nel 2013 ha dato l'ok per l'entrata nel gruppo Acegas APS di Era, grazie, dice Mauro. Quindi, ma, insomma, noi come Adesso Trieste siamo insomma, lista civica municipalista attiva e combattiva dal 2021 in Consiglio Comunale con Giorgia Kakovic, Riccardo Laterza e Kevin Nicolini. Più volte siamo andati su questo tema con mozioni, interrogazioni. Non ce la sentiamo oggi di giustificare o dare, come dire, fare commenti su ciò che l'allora Giunta Cosolini decise in merito. Noi ci battiamo per l'acqua pubblica e vogliamo che dal 1° gennaio del 2028 il servizio idrico integrato a Trieste sia gestito da una società in-house, come si dice, e speriamo di farlo con la coalizione progressista, dove ci sono anche gli amici e le amiche del PD, saranno al nostro fianco su questa battaglia.
Capito. Allora, intanto abbiamo visto delle belle immagini anche di sottofondo, insomma, ecco qui vediamo il nostro golfo davvero spettacolare da questa prospettiva. Fra poco si vedranno appunto, si vedrà lo spettacolo degli idrovolanti, il tutto appunto per sempre sensibilizzare sul tema dell'ecologia, dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente in questa manifestazione che è Mare Nord-Est, che si sta svolgendo proprio in questo momento in Piazza Unità. Siamo proprio in attesa di avere i nuovi collegamenti con il nostro Bernardo Gulotta, che si trova sul posto, con Enzo Iannaccone. Credo che sia appunto siano sue queste immagini che abbiamo appena visto. Ci sono vari interventi, ecco, ne vediamo delle altre, dall'altra prospettiva, no? La piazza con tutto l'allestimento, insomma, della manifestazione che ci dà l'idea proprio di quello che succederà fra poco. Nello sfondo vediamo anche la manifestazione, non può sfuggire, naturalmente non deve sfuggire, dei lavoratori della Startec che sono già sul posto evidentemente per questa manifestazione sotto la prefettura di Trieste, per chiedere certezze sul loro futuro, no? Abbiamo visto ringrazio sia Laura che la regia per fare un focus su quel gruppo di lavoratrici e lavoratori che si trovano di nuovo nel giro di poche settimane nell'incertezza e nell'ansia per diciamo se vogliamo la nube di incertezza che si è abbattuta nuovamente su quel sito. Produttivo, certo. Abbiamo seguito con ansia il mese scorso il problema degli stipendi, poi insomma rientrato, gli stipendi sono stati erogati, a maggio sono stati erogati con la maggiorazione che era stata promessa, ma il problema rimane su quello che è il percorso di sviluppo industriale del sito, quindi l'individuazione di un nuovo investitore che la proprietà attuale dice che sta cercando, però questo si ricollega un po' al discorso generale che sulla nostra città la nostra economia è povera di industria, lo dico chiaramente, a chiare lettere. Manca una forte, diciamo, spinta affinché il nostro territorio sia territorio di manifattura, naturalmente manifattura moderna, ecosostenibile, ad alto contenuto tecnologico. Sicuramente nessuno vuole più vedere le ciminiere fumanti, come qualche volta il nostro sindaco ha avuto a dire. Nessuno vuole questo, vogliamo manifattura moderna, importante, di respiro internazionale. La Startec, le professionalità di quell'azienda consentirebbero di trattenere sul nostro territorio una produzione di questo tipo. Ora confidiamo che il nuovo investitore, il potenziale nuovo investitore, non venga qui per fare finanza, venga qui per fare industria, per fare manifattura e dare continuità alle tante capacità, alle tante professionalità di quel sito e soprattutto serenità alle maestranze che non sono neanche più tanto anagraficamente giovani. No? È vero, quindi è vero, poi lo diceva giustamente, il nostro ospite è un'eccellenza, no? Sono 320 lavoratori e lavoratrici che hanno delle qualifiche insomma anche molto specifiche e quindi sarebbe anche davvero peccato perdere tutto questo patrimonio, no? Assolutamente. Mi sento di dire ancora una cosa, mi collego a due temi adesso molto sentiti, uno Pallacanestro Trieste e Triestina. Ecco. Allora, in tutta questa vicenda io non sono un grande esperto di sport, però c'è un aspetto che seguo molto da vicino, il fatto che questi nostri due gioielli, vogliamo dire, dello sport cittadino, sono un po' orfani del fatto che sul nostro territorio ormai da decenni non abbiamo più una forte presenza industriale, che quindi in casa nostrana che si possa prendere sotto braccio
questi nostri due gioielli a cui noi vogliamo molto bene come città, la Pallacanestro e la Triestina. Due realtà importantissime che hanno sempre avuto un appoggio della tifoseria molto importante, a cui va dato merito, ma che sono un po' andate nelle mani di investitori a volte più seri, a volte più così, diciamo, con leggerezza, si sono mossi con leggerezza, ma sempre nell'ambito del finanziario, cioè vorremmo vedere le nostre squadre prese in braccio da imprenditori che fanno veramente impresa da qui solidarietà vera su Trieste e locali possibilmente. E dare tutto l'appoggio ai giocatori che hanno dimostrato poi sul campo di meritare. No? Di meritare tutto questo. Allora, Davide ci scrive in merito a quello di cui si parlava prima, la sicurezza dei nostri dati, no? Dice è molto sottovalutata. Per esempio io vedo tanti profili social che scrivono inutilmente di vietare l'utilizzo delle proprie foto e dati che loro stessi hanno autorizzato con l'iscrizione e poi per divertimento, autorizzate app con base in Kazakistan o in Russia per sapere che animale erano nel passato, a quale foto assomigliano, eccetera, eccetera. No? E quindi stiamo attenti anche a quello che facciamo sui social, forse ci vorrebbe anche un po' di soprattutto sui social, no? soprattutto sui social, dove insomma, gioco forza, volente o nolente, si va a condividere un po' della nostra vita anche, no? Quindi diciamo il social è una lama a doppio taglio. Consente sì, ripeto, una nuova forma di socialità, di contatto fra le persone, però c'è la parte insidiosa che è quella di dare una parte della nostra vita a questo mostro informatico, diciamo, mostro nel senso di grandezza, ok? Dove può succedere di tutto alle nostre spalle senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi, ma attenzione magari a non condividere troppe cose. Troppe cose, no? Magari anche foto dei figli piccoli, insomma. Magari parlo io che a volte metto anche la fotografia che sono in giardino, che sto facendo l'orto con mia moglie, insomma. Ecco. Però insomma cose... Cerchiamo di non mettere dati sensibili o cose troppo... No? Ma dice infatti Davide, ma è gratis? No, gli aprite le porte della vostra vita. Insomma, è vero Davide. È vero. Non ci pensiamo spesso. No? Allora, invece in merito a Piazza Libertà, l'accoglienza, eccetera, ci scrive Fabio, dice il movimento non dice mai quali servizi ridurrebbe per sobbarcarsi la gestione di un centro di accoglienza. Questa è la critica, no? Quindi sottintende il fatto che verrebbero tolte risorse finanziarie ad altri servizi, ad altro, non credo proprio, nel senso che noi riteniamo che ci siano risorse finanziarie, mezzi, professionalità, addirittura la struttura. Abbiamo più volte parlato dell'ex bazar di Via Gioia, come potrebbe essere un potenziale struttura. E non siamo soli, ripeto, perché chiamiamolo questo compito, che dovrebbe essere istituzionale, è vero che nell'ultimo miglio è gestito dai comuni, ma abbiamo la prefettura, quindi lo Stato. Cioè nel momento in cui si sedesse ad un tavolo seriamente per istituire una gestione quindi strutturata, quindi con strutture, mezzi, uomini, professionalità, istituzioni, avremmo anche le risorse, ma senza toglierle alle strade, ai nidi, al verde, assolutamente. Ci sono risorse che noi possiamo andare a prendere, ripeto, dagli enti superiori, quindi se c'è una narrazione errata, ecco, diciamo, il fatto che si vada a togliere risorse al funzionamento ordinario del territorio per andare a gestire questa nuova situazione, assolutamente no. Non ci sarebbe una sottrazione di poste da altre cose, assolutamente. Anzi, riteniamo che la situazione attuale crei più caos, no? Crei più caos sotto tanti aspetti.
Tra l'altro non è un'emergenza, è una questione costante, l'abbiamo detto anche di recente in una conferenza stampa in Piazza Libertà, la nostra Giulia Massolino insieme a Francesco Russo, c'era Paolo Altin, c'era Giorgia Kakovic, insomma abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo detto questo aspetto: non è un'emergenza, è una situazione diciamo cronica in questo momento e pertanto proprio per questo motivo deve trovare una gestione, cioè noi dobbiamo gestire questa cosa qua e se la gestiremo innanzitutto la toglieremo via dalla speculazione politica come noi crediamo sia e riporteremo un po' anche di armonia, anche ripeto per la città, perché noi dobbiamo mettere assieme gli interessi e le aspettative della città, delle cittadine, dei cittadini e dobbiamo essere anche umani e solidali verso queste persone che sicuramente non si sono divertite a venire qua e nessuno li ha invitati. Arrivano perché c'è una situazione terribile a origine e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Quindi abbiamo la possibilità di gestire questa questione molto delicata e molto sentita e molto dibattuta con rigore e umanità allo stesso tempo e anche con capacità. Per fare questo però serve individuare una struttura, un'organizzazione, un coordinamento a più mani con Asugi, prefetto, autorità, il terzo settore, l'associazionismo, i mediatori, in modo da togliere, diciamo, dall'alveo del caos questa cosa che ci sta dividendo come opinione pubblica in due frange e ci sta distogliendo da tante altre questioni che non trattiamo mai, il fatto del lavoro povero, il fatto che le nostre strade sono invase dal traffico e dobbiamo anche lì fare un discorso per cercare di un po' di ridurlo, quantomeno portare più sicurezza sulle strade. Abbiamo il piccolo commercio in sofferenza perché ci abbiamo messo attorno i grandi centri di distribuzione commerciale, insomma il verde pubblico, che c'è da abbiamo tanti temi da affrontare, ma siamo distratti continuamente da casi di cronaca e anche questo. Per riportare un po' di luce e di chiarezza sul tavolo dobbiamo affrontare il tema di Piazza Libertà con responsabilità e per farlo dobbiamo gestirlo e non lasciarlo così. Perché se lo lasciamo così, le cose continuano. Peggioreranno sicuramente. Allora, Davide ci scrive nuovamente, non è d'accordo sull'acqua pubblica, dice non c'è evidenza alcuna che la distribuzione pubblica dell'acqua rispetto a quella mista o privata porti a risparmi sulle tariffe, migliori servizi o meno dispersione. Avere un carrozzone pubblico sarebbe meglio di un servizio regolamentato e controllato di aziende, o ad aziende miste, dice Davide? Ma io rispondo al signor Davide invitandolo ad andare a guardare i dati della CAFC, la società che gestisce il servizio idrico integrato Friuli occidentale e orientale. Loro hanno, tra l'altro, in casa non 3, ma hanno 5 dirigenti, li pagano complessivamente 800.000 euro all'anno, noi li paghiamo 2 milioni e hanno un servizio efficiente. Ho diciamo testimonianze di persone che vivono a Udine, mi dicono che il servizio funziona benissimo. Ovviamente il tema dispersione è un tema credo che sia generale un po' su tutta l'Italia, ognuno ha le sue percentuali. La rete di Trieste è particolarmente antica. Invito il cittadino ad andare a vedere i dati di quell'azienda là e del servizio che sta funzionando benissimo e ripeto nuovamente, nel 2024 150 metri cubi d'acqua a Udine costavano 280 euro, a Trieste 500. C'è un discorso, loro dicono sì, c'è un discorso di territorio, no? Sì. Noi dobbiamo comparare Trieste con per esempio Genova e Napoli, però voglio dire a Genova c'è stato dal 2020 un aumento, diciamo tra virgolette, di solo il 30% dei costi, a Trieste del 50%. Ora, il fatto è che su Trieste noi l'acqua ha sopra una cappa di interessi diciamo troppo privatistici, troppo diciamo legati più alla finanza che non al servizio. Questo c'è un elemento, sì? Pensi che solo un quarto del personale di Acegas PS Amga è operativo.
un'azienda che dovrebbe essere quindi incentrata sull'operatività, quindi lavorare sulle infrastrutture dirette, e solo il 25% del personale è impiegato su quel settore là. Vuol dire che sostanzialmente la società è un contenitore più, diciamo, inclinato sugli aspetti economico-finanziari che non operativi. Chiaro. E allora, per questo invito il signor Davide ad andare a vedere il modello CAF, che è un modello che secondo noi funziona bene. Secondo insomma, questo modello c'è la possibilità proprio di fare il raffronto, no? Tra quello che abbiamo in casa e quello che si vorrebbe, in questo caso adesso Trieste propone di imitare in qualche modo. Allora, intanto siamo in attesa sempre di vedere i primi idrovolanti arrivare davanti a Piazza Unità nell'area del Golfo. Possiamo anche vedere, ecco qui l'immagine, il colpo d'occhio molto suggestivo sempre del nostro Golfo. Il tempo, lo dicevano prima l'ospite di Bernardo Gulotta, è ideale, le condizioni meteo sembrano proprio quelle ideali per uno spettacolo, insomma, di questo tipo. Non sappiamo bene che cosa dobbiamo aspettarci, perché è un po' un inedito, no? Per Trieste, almeno negli ultimi anni, no? Si parlava del passato, ma nessuno di noi era presente per testimoniarlo. E poi vedremo appunto questa manifestazione che, lo ricordiamo, ha sempre lo scopo di sensibilizzare proprio la popolazione sui temi del mare, della tutela del mare, del vivere il mare, no? Quindi da diversi punti di vista per Trieste, che lo dicevamo prima, è città di mare, città di porto, quindi in qualche modo insomma è proprio tarato sulla nostra città, no? Non si può fare, non si può dire altrimenti. Allora, fra poco quindi il nostro Bernardo Gulotta tornerà a collegarsi con noi proprio per farci vedere l'arrivo di questi mezzi. Chiedo all'ospite di rimanere ancora un po', magari fino alla partenza, insomma, di questa manifestazione, se ce la fa, altrimenti lo lasceremo andare via. Vedremo insomma con Bernardo Gulotta l'inizio di questa manifestazione che doveva arrivare, ecco, mi comunica qualcosa, è tutto in diretta rigorosamente, quindi vediamo. 5 minuti arrivano, ce la fa resistere? Benissimo, perfetto. Allora andiamo ancora a leggere altre mail che arrivano invece per i discorsi che stavamo facendo prima. Dunque, buongiorno a tutti, scrive Anastasia, che è una consigliera in realtà della quarta circoscrizione. Anastasia Doglia: a tutti, le forze dell'ordine, dice tutte, hanno fatto accordi anche con l'ordine dei medici, dei farmacisti, con supermercati eccetera, istituti scolastici. Ci sono anche i volantini relativamente, credo, proprio alla questione truffe, no? Alla questione truffe agli anziani. È vero, ha ragione Anastasia Doglia, cioè ci sono anche questi accordi proprio per avvisare la popolazione nel modo più capillare possibile di stare attenti, insomma, di non farsi imbrogliare. Sì, ogni iniziativa che va nella direzione del sensibilizzare la popolazione ad essere attenta su quei temi è benvenuta. Non ci sarà mai troppa comunicazione in questo senso. Qui diciamolo, continuiamo ad esempio, a dirlo. c'è il volantino dei carabinieri, ci ha inviato proprio sempre la consigliera, in queste circostanze, in ogni qualvolta non vi sentite sicuri chiamate il 112, insomma, consigli contro le truffe agli anziani, possiamo aiutarvi, c'è molta collaborazione. Assolutamente, no? su questo ci deve essere la collaborazione di tutti indistintamente. Indistintamente, quindi ha ragione, insomma, è una cosa che va fatta assolutamente. Andiamo ancora a leggere altre mail. Dunque ci scrive Eva Enrico: buongiorno, siamo alle solite ciaccole dell'opposizione, dice, dove vogliono andare con questi? Buona giornata, un po' generico, non so a cosa si riferisse in particolare, magari ce lo faccia sapere, Enrico. Ma sì, infatti, signor Enrico, le lascio il mio numero di cellulare alla Laura e mi faccia sapere già su quali ciaccole vuole che approfondiamo.
approfondiamo. Ecco, approfondiamo. No, già pensavo volesse dare il suo numero in TV. No, non diamo no, non lo do. Lo lascio in redazione. Allora, proprio per tornare al discorso di prima. Allora, buongiorno. Va bene recintare Piazza Libertà, scrive invece Roby, ma sappiamo tutti che la scavalcheranno come fanno continuamente con la recinzione del giardino pubblico, e sappiamo tutti cosa succede dentro il giardino pubblico quando è chiuso. Quindi grazie e saluti, dice Roby. No. D'accordo con lui? Sì, no? allora, con lei non so. in ordine di importanza. Allora, uno, è uno spreco spendere 1.200.000 euro per andare a recintare una piazza della città. 2, non servirebbe a nulla, perché si sposta il problema di 50, 100, 200 metri. Guardate, vi invito ad un esercizio, io lo faccio qualche volta. Quando sento queste butade, diciamo così, o iniziative, proposte politiche di recintare una zona, un'area, voi prendete Google Maps, va bene, e ampliate, venite su con lo zoom e vedete la grandezza della vostra città, della vostra zona, del vostro paese, e pensate quanto ridicolo è il fatto che un puntino microscopico di quel territorio viene recintato. Ma secondo voi problemi che hanno una dimensione planetaria possono essere arginati da una piazza? Ora, vi invito a un ragionamento. Ora, tu recinti una piazza, si formerà un'altra piazza. Ripeto, dobbiamo agire sulla questione in sé. Non serve chiudere una zona, non serve a nulla. Serve per fare propaganda e dire, bah sì, abbiamo risolto quella cosa. No, hai preso il mucchietto e l'hai spostato da un'altra parte. Il pericolo è che si sposti il problema anziché ma si sposta il problema un po' quando si sono istituite le zone rosse. Ora, premetto che le forze dell'ordine fanno un grande lavoro, si impegnano, ci mettono l'anima, quindi loro fanno loro, ma non possiamo pensare di mettere sulle loro spalle l'aspettativa che tanti temi vengano risolti. Quando sono state istituite le zone rosse, tu hai istituito una zona rossa con un perimetro, 10 metri oltre a quel perimetro non era zona rossa, quindi il problema può spostarsi dove non c'è la zona rossa, capite? Zonizzare, non si zonizzano i problemi, si risolvono, si affrontano. Allora, vediamo forse arrivare il primo idrovolante. Allora, credo di sì. Allora, queste sono le primissime immagini. Non so se c'è il nostro Bernardo Gulotta in collegamento. Laura. Eccoci, sì, ti sentiamo Bernardo. Sì, Laura. Sì, mi sentirete ma non mi vedrete, perché è meglio guardare l'arrivo degli idrovolanti di questo Giro d'Italia. Gidro si chiama, perché all'inizio pensavo fosse un refuso, in realtà è Gidro, il Giro d'Italia degli idrovolanti 2026. Arrivano dopo la tappa di Gorizia, prima ancora erano a Desenzano del Garda, come ci aveva detto prima il comandante Frigino, e quindi adesso l'arrivo dei primi 2, ovviamente sono sfalsati di una certa distanza, e sta sorvolando proprio in questo momento il golfo di Trieste, la zona proprio antistante a Piazza Unità Scala Reale. C'è anche un po' un nutrito stuolo di curiosi, oltre agli addetti ai lavori della sicurezza del comparto nautico e aeronautico. Vediamo se possiamo lasciarvi un po' di ambientale di questo veicolo. Noi lo stiamo vedendo proprio con le immagini ravvicinate, quindi è molto suggestivo, insomma. Novità per Trieste. Sì, non fa neanche molto rumore, devo dirti, Laura. È piuttosto silenzioso, è vero. Rispetto di quanto potessimo immaginare, insomma, soprattutto. È elettrico? No. Elettrico, no, non dal vivo, adesso non credo, diverse. Esatto. No, non credo, però insomma avrà una sua propulsione green, diciamo, a fare una serie di giri per prendere sempre più la distanza dell'ammaraggio, e poi vedrete tra un po', forse le avete già viste prima, ci sono delle boe bianche segnaletiche che sono proprio l'indicazione di dove dovranno poi fermarsi questi idrovolanti. Il secondo forse lo vedete con l'altra camera, perché quella manovrata da Enzo Iannacone sta inquadrando
l'idrovolante che è in linea più vicino, adesso si in qualche modo incrociano come a una spirale anche con il secondo. Poi abbiamo già forse riferito, o se non l'abbiamo detto in precedenza lo diciamo adesso, 6 in totale gli idrovolanti che si poi posizioneranno proprio qua davanti a Piazza Unità d'Italia, nella parte che è compresa tra il Molo Audace e il Molo Bersaglieri. Ecco qui dunque vedendo, piano piano l'avvicinamento di tutti e due gli idrovolanti che se la prendono diciamo larga come manovra per poi poter avere una battuta. Prego. Bernardo, buongiorno. Sì. No, non c'è la possibilità di mettere uno striscione dietro quel idrovolante? Oddio, ormai credo che sia tardi. È un po' tardi. A meno che non lo facciano uscire tipo... Magari ci metterei un nuovo via, se possibile. Beh, farebbe insomma adesso non credo che sia possibile agganciarglielo al volo. Pensiamoci per la prossima. Un'altra volta affitteremo lo chiederemo direttamente all'organizzazione. Agli organizzatori. Intanto li stiamo vedendo, insomma, sono molto suggestivi. Sì, sono già 4 adesso a vista, Laura, si stanno avvicinando anche gli ultimi 2. Sì, in lontananza 2 che li vediamo ancora diciamo come piccole linee nel cielo. Si stanno tutti manovrando per poi potersi posizionare qua davanti, come abbiamo detto prima. E arriveranno Questo sì, attorno alle 10, insomma, alla fine è arrivato tutto sommato in maniera puntuale, come ci diceva prima Bolelli, ma anche Frigino ci riferivano, le condizioni aeree e nautiche sono diciamo la Bibbia per quanto riguarda la partenza e l'arrivo, quindi questo deve essere diciamo il punto più importante da dover monitorare. Per quanto riguarda invece proprio l'attività di questo giro degli idrovolanti, si tratta di, come avevate un giro che si diramerà tra maggio, ormai siamo alle tappe conclusive del mese di maggio, e settembre, quindi riprenderanno più avanti. Ecco qua una vista più ravvicinata, davvero sì, dalle belle immagini di Enzo Iannacone, che ringraziamo, sì, molto suggestive. Ci chiedevamo in studio se c'è ecco anche qui, gente a vedere questo spettacolo, Bernardo. Ma sì, ci sono una cinquantina di persone che stanno filmando col telefono, che stanno guardando l'arrivo degli idrovolanti. Ce ne sono anche altri dalla Piazza Unità. Io ho voluto lasciare il silenzio per ascoltare l'arrivo del mezzo. Ecco, c'è qualche piccolo problema sgancia un pochino il microfono, l'audio, intanto stiamo vedendo l'inquadratura più ampia, no? Con tutta questa manovra di avvicinamento degli idrovolanti. Diceva il nostro Bernardo Golotta che ci sono circa 50 persone ad assistere, poi altre ce ne sono magari in Piazza Unità, è chiaro, siamo in piena mattinata di un giorno lavorativo, però eccoci. c'è sicuramente grande interesse attorno a questa manifestazione. Ecco, vi sentiamo di nuovo, Bernardo, spero c'era stato qualche sgancio nella tua voce e anche nelle immagini. Tanto dicevamo che il giro è partito a maggio, si concluderà poi a settembre, ci sarà diciamo un intermezzo estivo dove non ci sono attività. Sono partiti lunedì 25, decollati per le prime 4 tappe dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino, dove si sono inizialmente spostati poi all'idroscalo storico del Lago di Como. Il giorno dopo, martedì 26, sono invece arrivati. Il 26 sono arrivati. 27 il decollo. Ecco, non abbiamo sentito dove sono arrivati. Il decollo per raggiungere l'idroscalo storico di Desenzano. Sì, Laura, scusami, ripeto da capo. Lunedì 25 sono partiti per le prime tappe dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino per andare all'idroscalo storico dell'Aeroclub del Lago di Como. Martedì invece l'arrivo a Gardone Riviera in provincia di Brescia.
degli italiani. Mercoledì 27 invece il decollo per raggiungere l'idroscalo storico di Desenzano del Garda, sempre in provincia di Brescia, come avevamo prima sentito da Friggino. Ieri, giovedì 28, l'arrivo all'aeroporto di Gorizia, e oggi invece la Piazza Unità sulla Scala Reale, davanti alla Scala Reale del Golfo di Trieste. Questo è il percorso di queste 4 tappe che hanno contraddistinto la partenza e l'arrivo in questi giorni degli idrovolanti nelle varie tappe, organizzate poi numerose iniziative. Diciamo, qui cadiamo nel contesto di Mare Nord-Est, che è in qualche modo un connubio voluto, quello di poter avvicinare le tematiche della sensibilità del mare e della sostenibilità marina, con anche poi il tema dell'aviazione, che è connessa a un controllo e un monitoraggio del mare dall'alto, ovviamente, non solo dal mare o dalla subacquea, che è un altro dei punti, se non il punto principale delle edizioni dei Mare Nord-Est, proprio quello del mondo della subacquea. Intanto vediamo il primo degli idroscali, degli idrovolanti, che si è ammarato a poca distanza da Mola Audace, e a ruota adesso arriveranno tutti gli altri, poi si avvicineranno qui davanti a Piazza Unità. E intanto restiamo pure con le immagini. Ti chiedo scusa solo un attimo, Bernardo, perché il nostro ospite è stato tanto gentile da rimanere finora, però ora deve tornare davvero ai suoi impegni, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo, lo invitiamo a tornare a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie molte ad Andrea Marzoli di Adesso Trieste, e noi restiamo appunto con queste belle immagini dell'ammaraggio di un altro idrovolante. Grazie davvero. Grazie Laura, buon lavoro, grazie a tutti. Sì, ok Laura, come dicevi tu, intanto saluto anch'io Marzoli. Si stanno tutti in qualche modo posizionando sul pelo dell'acqua, i 6 idrovolanti che hanno cominciato la tappa conclusiva di questo mese di maggio del loro il Giro d'Italia in idrovolante, proprio qui davanti alla Piazza Unità, a 2 passi del Mola Audace a Trieste. E scatta anche l'applauso di alcuni dei presenti che si sono adesso rimpolpati, sono un centinaio le persone che si sono avvicinate, incuriosite da questo arrivo di questi veicoli, particolare anche poi proprio la vista di un mezzo di aereo che non è usuale, diciamo, vedere, soprattutto arrivare, proprio ammarare a Trieste. Ne abbiamo visti più di una volta sorvolare lo specchio acqueo, ma arrivare e strombazzare come sta facendo adesso era forse la prima volta. È vero. Lasciamo un po' di audio ambientale. Sì. E quindi il saluto, diciamo, l'inchino davanti a Piazza Unità di questo veicolo. Ci sono poi i mezzi di soccorso che stanno aiutando le manovre anche degli altri. Ne vedo uno con già una persona fuori dall'abitacolo, che è evidentemente abituato a gestire degli arrivi di questa portata. Si è fermata un'elica nel frattempo, ma insomma tutto mi pare che si sia svolto da un punto di vista di sorvolo e da un punto di vista di ammaraggio nella maniera, nella procedura corretta e pulita, anche abbastanza in orario, se dobbiamo essere un po' pignoli, ma insomma sicuramente qualche minuto in più o qualche minuto in meno non avrebbe comportato una gran differenza. In tutto questo ricordiamo che Mare Nord-Est proprio in questi minuti sta vivendo la sua inaugurazione ufficiale nel Palazzo della Regione. La giornata in realtà è cominciata già ieri, con le scuole, con l'Istituto Nautico, ma anche con il CIOPS e con la scuola di Torino, la scuola che è venuta qui e ha creato anche uno stand per quelli che sono i loro progetti inerenti al mare, ma anche partecipando a concorsi fotografici che chiamavano gli studenti a impegnarsi in scatti che potessero passare il significato dell'attenzione all'ambiente marino
e chiaramente legati all'inquinamento delle plastiche in particolare, ma non solo, che ormai da tanti anni stanno contraddistinguendo le problematiche legate al mare, agli oceani, ma anche ai golfi, quelli poco più chiusi, che hanno anche difficoltà di far vedere quanto di buono c'è sotto il pelo dell'acqua, ma quanto poi non viene valorizzato o per l'incuria o per l'ignoranza, in termini ovviamente proprio di mancanza di informazione sulle bellezze del mare. Tanto che, aggiungo, Laura, poi torniamo agli idrovolanti, fra le foto che erano state scattate c'erano delle foto che prendevano esemplari marini e anche sfondi potessero sembrare provenire dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria o da zone esotico-caraibiche. No, eravamo ai filtri, ci hanno detto, ci hanno riferito, quindi anche a riprova di come sott'acqua, anche a 2 passi dal centro città, dal centro di Trieste, si trovino non soltanto la riserva marina protetta di Miramare, ma anche poco più avanti degli ambienti di fauna e flora sottomarina veramente suggestivi. Qui vediamo intanto proprio il posizionamento degli idrovolanti nelle boe dedicate, che sono state infatti posizionate apposta per segnalar loro dove potersi agganciare, e quindi si stanno tutti, fra virgolette, passatemi il termine, parcheggiando, in modo tale da concludere questa tappa di venerdì dell'arrivo degli idrovolanti in occasione del Giro d'Italia 2026 in idrovolante. Allora mancano ancora un paio di veicoli a posizionamento delle boe bianche specifiche. Con le immagini di Enzo Iannacone vediamo proprio queste fasi finali, il sorvolo con i giri, i volteggi al di sopra dello specchio acqueo di Trieste e di Piazza Unità del centro città, stanno dando la misura di quelle che sono state anche poi le abilità dei piloti e le competenze nautiche e aeronautiche, visto che ci sono anche mezzi come gommoni che sono in ausilio alla Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, per fare in modo che sia tutto svolto in estrema sicurezza. Ma insomma sono comunque piloti esperti e personale che sa il fatto suo, non sono ovviamente improvvisati, ed è anche bello vedere come il clima anche meteorologico oggi abbia premiato e favorito lo spettacolo di questo arrivo degli idrovolanti di diversi colori, tra il giallo, l'azzurro, il bianco. C'era qualche preoccupazione per sì, via guarda, del non ti vento? nascondo che ci sono stati momenti infatti, esatto, hai detto bene. bene, proprio ci sono stati alcuni momenti in cui soprattutto chi magari non ha una conoscenza tecnica approfondita vedeva che questi idrovolanti un pochettino risentivano dei colpi di vento, in qualche modo sembravano perdere per una frazione di secondo stabilità, e allora lì un occhio non esperto poteva immaginare che la manovra fosse complicata. Poi magari lo chiederemo direttamente agli esperti se effettivamente il vento ha potuto influire sulle manovre, oppure se è una, diciamo, questione ordinaria, quella che sono chiamati ad affrontare nel momento in cui devono scendere di quota per arrivare a mare. Poi saremo più precisi eventualmente con chi potrà darci queste informazioni. Nel frattempo, come avete visto dalle immagini di Enzo Iannacone, c'era un po' di pubblico, sì. Esatto, sì Laura, sì. Anche dal Molo Audace c'è chi sta curiosando e sta filmando. Continua invece il suono del clacson, che si vuole guadagnare gli applausi, ed è riuscito infatti a guadagnarsi gli applausi degli spettatori qui presenti, anche a riprova, diciamo, di una missione compiuta, di un giro e di un decollo e di un ammaraggio riuscito qui davanti a Piazza Unità, con questi 6 idrovolanti che poi anticipiamo saranno in volo anche domani, nella giornata di domani sabato, perché il calendario degli eventi prevede proprio la 2 giorni a Trieste, con l'esibizione in occasione del Giro d'Italia coniugato agli eventi di Mare Nord-Est. Non c'è Roberto Bolelli perché, come avevamo detto prima, era impegnato all'inaugurazione ufficiale. Magari riavvicineremo il nostro ospite di prima
che ci aveva spiegato anche tecnicamente quanto si stia organizzando a livello di attività, tanto da un punto di vista di pianificazione quanto anche di organizzazione degli eventi che hanno a che fare con gli idrovolanti, per avere maggiori informazioni anche tecniche, per così dire, sulle modalità che hanno portato proprio all'arrivo qui di Piazza Unità. Nel frattempo, alle mie spalle, una delle persone che è proprio alle mie spalle, con anche i ragazzi con la maglietta blu, invece sono le persone che da Torino sono venute qui a Trieste proprio in occasione di Mare Nord-Est. Hanno anche dei modellini che adesso saranno, eccolo qua, il ragazzo alle mie spalle ha un modellino, adesso gli chiediamo anche un po' questo progetto che li ha portati a Trieste a poter coniugare anche il lato progettuale dal lato poi pratico. Allora mi avvicino io, scusatemi, siamo in diretta, quindi lo facciamo un po' all'improvviso. Quando sono eccoci, pronti? Ciao, tu ti chiami? Anwar, molto piacere. Piacere mio, avevate un modellino di un idrovolante, possiamo prenderlo? Certo, eccolo qua. Di cosa si tratta? Noi siamo il team S55 del Politecnico di Torino. La realtà di team studenteschi permette ai ragazzi, quindi agli universitari, di scegliere un campo di apprendimento e specializzarsi in quello, quindi impratichirsi e toccare con mano quello che si studia. Noi in particolare ci occupiamo di fare una replica dell'idrovolante storico, che è il Savoia Marchetti, l'S55X, quello della trasvolata del decennale. E lavoriamo su 3 progetti. Quello che vedete qui è in scala 1:40, stampato in 3D, ma in realtà in Piazza dell'Unità è esposto proprio il prototipo che ha già volato 7 volte in scala 1:8, quindi è un 3 x 2, totalmente in carbonio, con pezzi in additive manufacturing, interamente realizzato da noi. Complimenti, insomma. E di che? Un bel progetto questo. È un bel progetto, ci concentriamo tanto su ricerca e sviluppo, siamo circa 100 ragazzi, quindi sì, siamo organizzati praticamente come un'azienda. E il secondo prototipo in questo momento sta venendo realizzato e sarà più efficiente e ha seguito delle tecniche produttive, diciamo, più efficienti. Come si sta evolvendo la tecnica a livello, diciamo, proprio strutturale diciamo, di materiali per quanto riguarda questo veicolo? Diciamo che con l'avanzamento delle tecnologie e anche col cambio generazionale mi viene a dire che ogni mese ce n'è una nuova, quindi sarà al passo coi tempi. A noi viene particolarmente naturale, ma è assolutamente un impegno ed esiste lo studio e la ricerca proprio per questo motivo. Noi in realtà siamo particolarmente all'avanguardia e bisogna trovare il giusto compromesso tra affidabilità e poi avanzamento delle tecnologie, quindi quello assolutamente. Come in passato loro nel 23 sono stati pionieri e molto coraggiosi perché volavano su legno e tela, adesso noi interpretiamo in chiave, ispirati dal passato e la nostra storia, e cerchiamo di portarla ancora più in alto. Complimenti a te e a tutti i tuoi compagni di lavoro. Davvero, è stato un piacere, grazie mille. Prego, abbiamo un'altra voce che ci può aiutare. Sì, stavamo insieme, lui è il professore referente, Enrico Cestino. Professore, buongiorno, venga qua a fianco a me, tengo io il microfono, ci spieghi un po' il progetto. Ce l'ha ben spiegato lo studente con anche poi il modellino in mano, però insomma è un'attività che va avanti da tempo, poi a Torino siete precisi su questo. Tengo io. Sì, l'idea, diciamo, nasce anche da attività precedenti a questo team, in cui il Politecnico di Torino è stato all'avanguardia per la propulsione elettrica, in particolare elettrica con fuel cell a idrogeno, e l'idea è realizzare il primo idrovolante a idrogeno della storia. E questi ragazzi sono fantastici perché, diciamo, a parte i risultati che hanno ottenuto, stanno seguendo un percorso formativo importante, gli dà l'opportunità di sperimentare quello che poi troveranno in azienda, quindi dall'idea alla sperimentazione in laboratorio e poi finalmente al volo. Prima diceva Frigino che sono comunque mezzi che non hanno un impatto a livello di sia eliche in acqua che a livello di combustibili utilizzati molto alto, però si sta cercando di azzerarlo, possiamo dire così? Esatto, diciamo i requisiti degli enti aeronautici sono quelli per il 2050 di arrivare a impatto zero da 3 punti di vista sostanzialmente, dal punto di vista dell'impatto sul rumore, sulle emissioni e proprio per questo ci stiamo avvicinando all'elettrico. Contiamo che il rumore prodotto da questi velivoli è per il 60% elica, per il 40% motore. Con un motore elettrico si ridurrebbe a zero questo 40%,
con un motore elettrico a fuel cell si ridurrebbe a zero le emissioni, perché il prodotto di questi velivoli è soltanto acqua, che idrogeno più ossigeno danno elettricità per i motori elettrici e acqua come prodotto, non è una combustione ma come prodotto di scarico. Hanno autonomia i motori elettrici? Il nostro prototipo lì esposto, che ha già volato, è totalmente elettrico, ha un'autonomia di circa 20 minuti, anche se noi per le prove di volo dobbiamo essere conservativi. E in realtà poi con il nostro prototipo più ambizioso, che vuole implementare la tecnologia delle celle a combustibile ad idrogeno, lì come in passato il Savoia Marchetti ha battuto i record di autonomia e di quota di tangenza, anche noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione sull'autonomia. Il punto di partenza è almeno un'ora in volo, ma il cielo è il limite, quindi si può pensare anche di cambiare configurazione per ambire a qualcosa di più. Mi raccomando professore, un bel voto questo ragazzo, ma immagino anche a tutti gli altri. Complimenti, grazie mille, grazie. Laura, io non so se siamo in tempo, sì, mancano 2 minuti, quindi credo che possiamo restituirti la linea, magari con le immagini degli idrovolanti che si sono ormai posizionati. Noi vi ringraziamo per aver anche dato questo spaccato di tecnicismo, grazie agli studenti del Politecnico di Torino. Vi lasciamo con le immagini di Enzo Iannacone, che ringrazio, che è con me qui sul fronte mare di Piazza Unità, Scala Reale davanti alla centralissima piazza, per vedere gli idrovolanti che sono già arrivati, sono ammarati e adesso sono in bella vista proprio in centro città. A voi. Grazie Bernardo Gulotta, grazie a Enzo Iannacone e a tutti coloro che hanno collaborato anche dalla regia alla diretta. E vi ricordo che di idrovolanti si parlerà anche questa sera a Ring alle 22:30 con Roberto Bolelli, che è l'organizzatore di Mare Nord-Est. Si parlerà anche di sicurezza, come abbiamo fatto nella nostra trasmissione nella prima parte, con il sondaggio sicurezza arrivano gli steward antirissa, serviranno, c'è la possibilità di esprimersi per il sì o il no. Gli ospiti saranno Michele Babuder, Paolo Altin, Luca Bressan e Stefano Avian. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.